Il suo arrivo ha rivoluzionato il centro di Mestre, accompagnato dal necessario dibattito e dalle inevitabili polemiche che tradizionalmente accompagnano questo genere di imprese. Ora le interpretazioni sulle presenze di visitatori del primo anno di attività dell'M9 riaccendono il dibattito. I 50.000 biglietti staccati dal Museo Interattivo del Novecento Italiano rappresentano il successo di una brillante intuizione o un flop? Per M9 quelle cifre che sono comparse sono cifre significative perché solo il 2% dei musei italiani supera i 100.000 visitatori, poco di più superano i 50.000 visitatori, quindi già dal primo anno M9 si è collocato in una fascia alta. Poi è chiaro che il nostro obiettivo non è limitarci a 70, dobbiamo crescere di pubblico, ma perché crescendo di pubblico la nostra missione si compie in maniera completa. L'obiettivo del museo, dice Biscione, è di crescere, né regge l'obiezione che le vicende italiane possano risultare poco attrattive per un turismo come quello veneziano, composto da una forte presenza straniera. In tutti i paesi d'Europa ci sono i musei nazionali, cioè i musei che raccontano la storia del paese. E se va all'Imperial War Museum di Londra, al Museo Nazionale di Helsinki, tanti visitatori sono stranieri perché fa parte del percorso di visita.